Egregio Presidente, tra qualche mese si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. La campagna elettorale non può ora entrare nel vivo. Comincia così una lettera aperta di Arturo Lorenzoni al governatore Luca Zaia. Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato scelto dal centro-sinistra per le regionali, ha deciso di inviare un messaggio al Presidente della Regione per chiedere un incontro e mettersi a disposizione in questo periodo di grande emergenza per il Veneto. Molte persone mi stanno sottoponendo punti di vista importanti e manifestando specifiche richieste. È una fase di grande difficoltà e sono convinto vada affrontato in modo unitario, scrive Lorenzoni. Un'emergenza di queste dimensioni e di questo impatto nella vita quotidiana di tutti i veneti, sia su un piano di salute che su un piano di ricadute economiche, può essere affrontata solo tutti insieme con spirito di comunità e collaborazione, continua il candidato, espressione del centro-sinistra, invitando Luca Zaia a lasciare da parte le divisioni politiche e proponendo un incontro per affrontare al meglio questa fase, coinvolgendo tutte le parti plurali della società veneta. Una società, conclude Lorenzoni, che nessuno può pretendere di riassumere integralmente anche al di là del ruolo necessario e da rispettare delle rappresentanze istituzionali.